Ieri sera, mentre io e mia moglie eravamo in cucina a cenare, si sono introdotti in casa delle persone, non abbiamo visto nessuno, non abbiamo sentito nessuno e poi quando siamo saliti per andare in bagno abbiamo visto le camere illuminate e tutto distribuito sui letti per terra e quindi abbiamo capito. Abbiamo fatto fatica a capire da dove fossero entrati o usciti perché sembrava tutto in ordine. Ci ha colpito il fatto di essere in casa e inconsapevoli che qualcun altro era in casa con noi, insomma. È la prima volta che accade. No, noi è la quinta. Un vero e proprio raid organizzato, quello dell'altra sera, da parte di alcuni ladri che hanno colpito a Mogliano in via Foscolo, in via Ronzinella e poi anche verso Zero Branco, in via Peseggiana. Tutte operazioni condotte tra le 6 e le 9 di sera, a volte addirittura con i proprietari in casa, in modo veloce e silenzioso. Poi abbiamo trovato una persiana forzata con la zanzariera e una finestra forzata, ma forzata in modo, come dire, abile, nel senso senza quasi lasciar traccia. E hanno aperto tutti i comodini, i comò, disteso sui letti e selezionato. Cercavano oro evidentemente perché non hanno toccato neanche il portafoglio nella borsetta, quindi era una caccia mirata. Bottini piccoli ma spaventi enormi per dei cittadini che non riescono più a sentirsi tranquilli nemmeno in casa propria. Alle 8:30 di sera questa residente, a meno di 50 metri dalla casa precedente, addirittura vede i ladri in giardino dal terrazzo. Ho visto che c'era qualcuno e ho cominciato a dire c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno e ho cominciato a urlare il nome. Ho cominciato a urlare Roberto, 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 finché la persona è venuta fuori e con le mani mi ha mandato dentro, mi ha detto di andare dentro, vai via, cioè tipo così, vai via, vai via. E io lì ho cominciato a urlare come una pazza scatenata e loro hanno saltato il cancello qua e sono andati là in fondo. Sono scappati, erano due uomini, passamontagna, guanti, uno aveva un giubbotto nero, l'altro il giubbotto era più chiaro, un grande spavento. Qualche isolato ancora più in là, in via Foscolo, una signora anziana, sempre tra le 6 e le 9, si trova i ladri davanti agli occhi, urla dallo spavento, ma per fortuna non ha conseguenze, solo qualche gioiello rubato. Un raid probabilmente partito da Zero Branco nelle primissime ore della sera in via Peseggiana verso le 6:15, quando un allarme scattato ha fatto rientrare la sorella della proprietaria che ha scoperto il fattaccio e non era nemmeno la prima volta. Hanno distrutto perché sono entrati dalla parte davanti, hanno praticamente forzato l'infisso e quindi hanno distrutto il vetro e il telaio dell'infisso. È successo un'altra volta ed era stato ancora peggio. Io sono arrivata dalla strada e ho visto tutto illuminato e tutto aperto. Che terribile. Ho detto c'è qualcosa che non va. L'amara conclusione resta una sola. Quando si è insicuri dentro casa propria, brutta sensazione.